Io corro insieme agli amici, quindi oltre all'aspetto agonistico degli atleti, ho sentito che vengono degli atleti con tempi incredibili, c'è anche la dimensione della sfida con se stessi. Ci sarà anche il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, al via domani mattina alle 9:30 della mezza maratona che sfilerà per le vie della città e non solo. Una manifestazione da oltre 2600 partecipanti, padrone delle vie cittadine e comuni limitrofi per quasi tutta la giornata. Percorso splendido, un percorso che parte dalla città di Treviso, va nel parco della provincia, il parco del Sile, passa per i comuni di Treviso, Carbonera e Silea, è un tracciato assolutamente splendido, è veramente il paradiso per le persone che corrono. Purgatorio invece per i cittadini che domani dovranno armarsi di pazienza se interessati al percorso. Infatti l'ordinanza prevede il divieto di transito dalle 9 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre l'una, in Viale Cairoli tra Porta San Tommaso e Varco Manzoni, Viale Vittorio Veneto, Via Brigata Treviso, Viale Felicent, Via Ghirlanda, Via Caldibreda, dove la corsa passerà in territorio di Carbonera. Il rientro a Treviso è previsto da Via Alzaia e le chiusure continueranno in Viale Tasso, Varco Caccianiga, Varco Fragiocondo, Porta Piave, Porta Carlo Alberto, Ponte Garibaldi, Varco Manzoni, Viale Fragiocondo, Viale Burchiellati, Riviera Garibaldi, Via Santa Margherita, Via Toniolo, Piazza Borsa, Via 20 Settembre, Piazza dei Signori, Calmaggiore, Duomo, Canova e Borgo Cavour. Come sempre per assistenza e indicazioni sulle deviazioni sarà presente la Protezione Civile.